Un momento importante oggi, la conclusione di un anno agonistico, sportivo, di un intenso impegno di lavoro che la FIGC con la sua presidenza ma con tutti i collaboratori ha voluto dare. Sì, siamo particolarmente felici e contenti di questa ennesima testimonianza del calcio che vogliamo fare noi, cioè un calcio fatto di amicizia, di socializzazione e soprattutto di rispetto delle regole. Oggi abbiamo voluto ancora una volta dare testimonianza di tutto questo e soprattutto mettere in evidenza tantissimi dirigenti che da tanti anni seguono il nostro calcio dilettantistico. Abbiamo voluto premiare tutte quelle società non solo che hanno vinto un titolo ma soprattutto che hanno vinto un premio disciplina che per noi è molto importante. Infatti aver assegnato anche il premio Fair Play alla società Montallegro per noi è una cosa bellissima perché abbiamo individuato le persone veramente meritevoli come quelli che abbiamo individuato negli anni precedenti. A questo abbiamo anche voluto accanto a noi una testimonianza viva di un calciatore che da piccolino conoscevamo perché ha calcato i campi della nostra provincia, Grotte, Favara, Porto Empedocle eccetera. Abbiamo voluto accanto a noi per dare un segnale anche ai nostri calciatori, un segnale quello vero, quello pulito, che se con sacrifici, con volontà ci impegna e dedica a questa attività si può arrivare anche a prendersi qualche soddisfazione, come l'amico Garufo. Un premio oggi importante, diceva lei, non dimenticare mai da dove si proviene, ecco, emozionato un po' nel ritirare il premio, l'abbiamo vista. Assolutamente sì, un riconoscimento che fa onore mi fa onore per tutti i sacrifici fatti, lo voglio dedicare alla mia famiglia, a mia moglie, a tutta la mia comunità di Grotte e auguro a questa delegazione di poter contribuire ad aiutare questo sport, perché lo sport non deve essere soltanto un momento di divertimento soltanto in una partita, ma deve essere anche un momento di associazione dove i ragazzi debbano andarci per trovarsi bene con le famiglie e dedicare le giornate alla comunità. La delegazione di Agrigento è una delegazione impegnata che produce lavoro, che produce non solo partecipazione ma produce fair play, nel senso che Stefano con i suoi componenti è molto presente laddove c'è un problema, laddove si prevede che ci possa essere un problema, loro proprio per prevenirlo sono presenti. Questa è una delegazione dove la violenza ormai è quasi ridotta a zero, non ce n'è più, per noi è estremamente importante perché tutti devono sapere che sport e violenza non vanno in parallelo ma vanno in contrasto. Per noi questo è un lavoro importante, la Sicilia era ritenuta una delle regioni a più alto tasso di violenza nei campi e anche fuori dai campi, bene, da 3 anni lavoriamo su questo, grazie al lavoro che fanno le delegazioni, grazie al lavoro che facciamo con l'AIA complessivamente abbiamo ottenuto risultati estremamente importanti, abbiamo un trend di meno 80%, ma questo non vuol dire niente perché vuol dire che ancora vi sono dei fatti di violenza. Noi vorremmo arrivare a violenza zero perché la gente deve capire, come dicevo prima, che questo è lo sport dilettantistico, questo è il calcio dilettantistico e il calcio è stare insieme, divertirsi la domenica, offrire uno spettacolo, fare uno spettacolo complessivamente e quindi violenza zero. Una bellissima manifestazione, la 4ª edizione, io sono felicissimo di essere presente, ho fatto qualche sacrificio perché chiaramente venendo da Messina ho fatto 3 ore di macchina, però continuo a ripetere, sono felice perché ho trovato amici, società che hanno molta buona volontà, gente che ha lavorato veramente tutto l'anno e ha dato soddisfazioni sia alla Lega Dilettanti che al settore giovanile, quindi grazie a Stefano Valenti e ai suoi collaboratori per quello che hanno fatto e che mi auguro continueranno a fare anche in futuro. Il settore arbitrale ha la sua importanza, anche lei ha ritenuto di partecipare a questa manifestazione. Noi accettiamo ogni anno con grande piacere e orgoglio questo appuntamento perché è un momento per incontrare tutti i protagonisti dei campionati, dai dirigenti, ai calciatori, agli allenatori, ai genitori dei giovani ragazzi, insomma un momento per fare il resoconto di una stagione che soprattutto quest'anno è stata una stagione veramente di altissimo livello. Abbiamo avuto dei campionati sia dal punto di vista tecnico che atletico, che agonistico, che di piazze di società molto importanti. Noi arbitri siamo chiamati a far sì che i campionati si svolgano in maniera regolare
garantendo imparzialità, correttezza ma anche grandi prestazioni. La mia sezione quest'anno ha espresso per la prima volta dopo tanti anni ben 14 giovani arbitri della media di 17 anni, i campionati sono stati arbitrati tutti da giovanissimi arbitri e abbiamo avuto dopo 25 anni la possibilità di fare esordire in terza categoria una ragazza, una giovane ragazza, e la nostra sezione annovera sempre più giovani che si vogliono avvicinare al mondo del calcio. È un anno importante anche per l'esordio della VAR, ecco, una vostra opinione, un bilancio di ciò che è stata questa esperienza? Ma sicuramente la Video Assistant Referee ci ha visto protagonisti come nazione modello. Abbiamo dimostrato con la professionalità dei nostri giovani arbitri della CAN che eravamo pronti a dare uno strumento in più ai tifosi per eventualmente andare a rivedere qualche errore che, ricordiamoci, ci sta quando il calciatore sbaglia un facile gol o un calcio di rigore per esempio, e quindi anche gli arbitri sbagliano, e ecco adesso finalmente con questo strumento possiamo quantomeno andare a rivedere qualche situazione in cui, attenzione, quasi sempre l'arbitro non è che sbaglia ma magari non è in condizioni di vedere bene. E ricordiamoci che nel mondo colui che sta spiegando come funziona la VAR e come utilizzare la VAR è un italiano, Roberto Rosetti, e quindi ancora una volta gli arbitri italiani sono apripista per il mondo arbitrale nel mondo. E questa premiazione di oggi è una gran bella cosa, perché ricordare quello che si è fatto fa sempre piacere. Sono bei ricordi, o male o bene, ma non sono ricordi che piacciono e sono importanti perché fanno affezionare le persone, fanno far sì che le persone sappiano che cosa ha fatto uno, che cosa ha fatto l'altro, che cosa significa fare sport. Sport è vita e se continua a pensare che sport è vita siamo contenti tutti, perché è bene che lo sport si fa con la passione, con tutti i requisiti che ci vogliono per fare lo sport. E questo io mi auguro che vadano avanti questi principi, che così lo sport va sempre avanti ad aggregare. Empedoclina già passato, presente e futuro? Empedoclina, l'avete visto che l'hanno premiata, mi sono un pochettino emozionato a vedere premiare l'Empedoclina, anche se sono 4-5 persone che lo portano avanti. È importante perché i sacrifici che fanno questi ragazzi per andare avanti sono enormi e sono degni di ammirazione questi che fanno questi sacrifici. Un ricordo sulla sua presidenza? No, presidenza, io sono stato pure presidente dell'Empedoclina, sono stato pure presidente, bravissimo, esatto, mi fa piacere che io all'Empedoclina sono stato giocatore, dirigente, allenatore, portaborse, tutto quello che c'era di fare l'ho fatto con passione, e di questo ne sono orgoglioso, perché posso dire che io all'Empedoclina ho dato tanto e ho fatto tanta esperienza con l'Empedoclina. Mi auguro che questi ragazzi non si stancano a starci vicino, perché se si stancano loro finisce il calcio a Porto Empedocle e non è giusto farlo finire.